tragedia a Castello di Godego, 43enne operaio soffoca il figlio di 2 anni e poi si uccide. I corpi scoperti dal nonno, paese sotto shock, all'origine del gesto le condizioni di salute del piccolo. Il pomeriggio del 21 febbraio 2020 i medici dell'ospedale di Schiavonia ebbero la certezza che in Veneto c'erano i primi 2 casi di Covid. Ad un anno di distanza i protagonisti hanno raccontato le emozioni di quei momenti. Tra i presenti anche il 53enne Graziano Ruzza, il primo paziente uscito guarito dalla terapia intensiva di Schiavonia, vivo per miracolo dopo un mese di terapia intensiva. Partite in tutto il Veneto le vaccinazioni del personale scolastico. Alla fiera di Padova la soddisfazione dei primi a ricevere il siero. Nuove materie al biennio, intelligenza artificiale e big data, classi meno numerose, le superiori, la proposta veneta della scuola al ministro Bianchi. Politica in lutto per la scomparsa a soli 43 anni del sindaco di Carmignano di Brenta, Alessandro Boris. Da tempo combatteva contro un tumore, i colleghi amministratori lo guidava lo spirito di servizio. Stamani i funerali dello storico primario di oncoematologia pediatrica di Padova, scomparso per le complicazioni del Covid, un uomo generoso e di speranza. L'anno del virus, domani sera alle 21:15 su Antenna 3 il documentario realizzato da Media Nord-Est per ripercorrere i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre, lo avete sentito dai titoli, con la cronaca e con la tragedia, l'orribile tragedia che si è consumata questa mattina nel Trevigiano, a Castello di Godego. Un uomo di 43 anni ha ucciso, ha soffocato il figlioletto di appena 2 anni e mezzo e poi si è tolto la vita. A scoprire i 2 corpi il nonno che aspettava padre e nipote per pranzo. Una tragedia che naturalmente ha scioccato l'intera comunità. Sentirete poi anche le parole del sindaco. Dietro a questo gesto ci sarebbe stata la preoccupazione del padre per le condizioni di salute del figlioletto. Ma allora ci colleghiamo subito con la nostra Anna De Roberto e con Lucio Zanato, che sono proprio sul luogo di questa orribile tragedia. Buonasera Anna, a te la linea. Francesca, buonasera a tutti i telespettatori. Da poco è arrivato all'interno di un'unica bara il corpo di Egidio Battaglia, 43 anni, e del piccolo Massimiliano, 2 anni appena. La tragedia, come hai ben introdotto tu, si è consumata oggi intorno alle 12. Papà e figlio erano soli a casa, ma erano attesi a casa del nonno insieme allo zio per pranzare assieme. Non sono mai arrivati e proprio non vedendoli arrivare, allora il fratello di Egidio è arrivato qui in questo appartamento che vedete alle mie spalle, è arrivato e ha cercato di entrare. La porta era chiusa, però lui aveva le chiavi, ma ha trovato davvero le chiavi inserite all'interno della toppa e dunque ha chiamato subito i pompieri. I pompieri sono arrivati, hanno sfondato la porta appunto di quello che vedete, l'entrata qui dietro del terrazzo, e quando sono arrivati la macabra scoperta hanno trovato il corpo di Egidio senza vita, con varie coltellate sul corpo, un taglio alla gola, riverso in bagno, e poi poco più in là il corpo del piccolo Massimiliano soffocato. Alcuni segni di lividi sul collo del bambino. Più avanti all'interno della cucina è stata trovata una lettera posta proprio sopra il tavolo della cucina, 2 pagine ed anche un testamento. All'interno di questa lettera si trova probabilmente il movente di questo omicidio-suicidio, ovvero la preoccupazione di Egidio, 43 anni, dipendente dell'azienda Pavana di Galliera Veneta, la preoccupazione per le condizioni di salute del piccolo. Il piccolo sarebbe stato affetto da autismo, la diagnosi sarebbe arrivata da poco, e forse proprio la preoccupazione per quello che sarebbe accaduto alla famiglia e per la vita che il piccolo Massimiliano avrebbe dovuto affrontare è stata all'origine di questo gesto tremendo. È stata avvisata anche la mamma Adriana, che è dipendente di una cooperativa che lavora all'ospedale di Castelfranco Veneto. Quando è stata avvisata la mamma è arrivata qui sul posto, si è sentita male, dunque è stata subito portata all'ospedale dove si trova in questo momento, è sedata. La mamma si chiama Adriana, di origini rumene, era appunto al lavoro quando tutto questo è accaduto sul posto. Dunque, come dicevi bene tu, sono arrivati il nonno, lo zio, poi i carabinieri, i vigili del fuoco e anche l'ambulanza, ma non c'era più nulla da
da fare. Il delitto si è consumato intorno alle 12. Vi facciamo sentire le parole che abbiamo raccolto del sindaco di Castello di Godego, che ha corso subito sul posto e che conosceva bene papà e figlio. Non so neanche io che vocaboli usare, perché quando c'è la mancanza muore un bambino di 2 anni e mezzo e una persona di 44, 45, insomma è veramente una cosa che ti stappa il cuore. Lo conoscevo perché quando ero più giovane, insomma ero da sposare, avevo con i miei genitori, la sua nonna viveva vicino alla casa dei miei e spesso insomma lui veniva a trovare la nonna e quindi era motivo per giocare in strada, abitavo in campagna, no? E si giocava a nascondino, si giocava a palla avvelenata e tutti quei giochi che si fanno quando si è bambini. Quando dopo siamo cresciuti, ognuno ha intrapreso la propria strada, sì, non è mai venuta meno insomma l'amicizia, comunque ci trovavamo, ciao come stai? Dai, beviamo una birra in compagnia. Una persona veramente solare, un gran lavoratore, una persona, non mancava mai di chiedere come va, come stai, veramente rimango sbigottito, non riesco a capacitarmi di quello che è successo, insomma. Anna, mi senti? Avete sentito? Sì, Francesca, avete sentito lo shock del sindaco, ma tutta la comunità di Castello di Godego è scioccata. Qui sotto la casa di Egidio sono arrivati alcuni colleghi di lavoro, poi è arrivato lo zio, è arrivata una signora, insomma davvero tante persone sono arrivate in questo pomeriggio. C'è da dire che è già arrivato anche il primo mazzo di fiori, un piccolo mazzo di rose bianche con un biglietto. Il biglietto è indirizzato al piccolo Massimiliano ed è un amichetto che lo lascia dicendo: grazie, ci mancherà la tua spensieratezza quando giocavamo insieme al parco. E questo probabilmente è soltanto il primo dei tanti fiori che verranno lasciati qui, insomma, alle porte di questa casa. Anna, scusami, un'ultimissima domanda. Voi avete avvicinato anche qualche vicino, se non sbaglio. Come viene descritta questa famiglia? Sì, allora non c'è innanzitutto nessun problema economico, pare, e si tratta anche di una famiglia molto molto unita, davvero una tragedia inspiegabile, mai alcune voci di liti, insomma, o problemi che riguardassero la famiglia, quindi davvero si crede, e a motivarlo è anche probabilmente la lettera che il papà ha lasciato, all'origine di tutto ci sia stata questa grande preoccupazione per la salute del piccolo Massimiliano. Grazie davvero ad Anna De Roberto, grazie a Lucio Zanato e naturalmente buon lavoro. Se dovessero esserci novità chiedeteci la linea. Grazie ad entrambi e buon lavoro. Lasciamo adesso questa terribile tragedia accaduta nel Trevigiano, apriamo la pagina dedicata all'epidemia da coronavirus. Iniziamo dando subito uno sguardo alla tabella con gli ultimi dati sulle positività e i ricoveri nella nostra regione. Nelle ultime ore rispetto al report della mattinata sono 262 i nuovi positivi trovati in Veneto. Complessivamente nelle 24 ore il numero sale a 950 nuovi positivi, 14 invece i decessi registrati in Veneto nelle 24 ore. Sono 1211 le persone ricoverate in area non critica, sempre in Veneto 133 in terapia intensiva. E alle 15:45 di venerdì 21 febbraio 2020 i medici dell'ospedale di Schiavonia ebbero la certezza che in Veneto c'erano i primi 2 casi di coronavirus. Proprio lì, ad un anno di distanza, i protagonisti hanno raccontato le emozioni di giornate diventate mesi che hanno cambiato la vita di tutti. Io c'ero e ci sono. Le note di Paolo Zanarella, il pianista fuori posto, riecheggiano nella hall del primo Covid hospital italiano dedicato a Madre Teresa di Calcutta. I petali di questa rosa rossa racchiudono i malati di coronavirus passati di qui, quelli guariti ma soprattutto quelli che non ci sono più. Ma racchiudono anche gli attimi vissuti da chi in questo ospedale lavora. È stato un anno memorabile, quell'anno che è cominciato
per noi non il 1° gennaio, ma quel venerdì 21 febbraio 2020. Sfilano medici e infermieri, operatori, sociosanitari, volontari della protezione civile, il cappellano dell'ospedale Don Marco Galante, ognuno una storia da raccontare, ognuno una vita prima e dopo le 15:45 di venerdì 21 febbraio 2020, come quella degli operatori del pronto soccorso che avrebbero dovuto portare a Padova Adriano Trevisan, la prima vittima europea del virus, un'ambulanza mai partita. Nei loro occhi c'era paura e una richiesta di aiuto. Perché io? Perché proprio io? Cosa devo fare? Come mi devo proteggere? Quello che mi hai dato, i dispositivi sono adeguati. 21 febbraio, ospedale chiuso per 48 ore, tutti dentro, turni raddoppiati. E poi 8 marzo, altra data indelebile, il giorno in cui Schiavonia diventò ospedale Covid. Cosa ha letto nelle persone che le erano al fianco quando ti ha raccontato che questo sarebbe diventato un Covid ospite? Paura e rabbia. La paura perché comunque ci saremmo trovati ad affrontare un virus che già spaventava di per sé, ma non era il nostro lavoro. Come Monselice, tutti gli ospedali del Veneto e d'Italia in prima linea contro un nemico molto insidioso, con le terapie intensive a pieno ritmo. Siamo stati in prima linea, abbiamo avuto modo di trattare un numero elevatissimo di pazienti dall'inizio della pandemia, siamo arrivati a 180 attualmente e siamo ancora in prima linea, con un numero di pazienti attualmente non così alto, però con la paura di non aver finito. Una speranza per tutti, il vaccino, la certezza che la battaglia non è ancora vinta, una memoria che diventa abbraccio nel quadro della pittrice Carmen Cassighi, posto nella hall dell'ospedale di Schiavonia. Tra i presenti all'ospedale di Schiavonia anche Graziano Ruzza, 53enne, padovano di Agna, il primo paziente uscito guarito dalla terapia intensiva dell'ospedale padovano. È entrato 10 marzo, 10 aprile dimesso. Io avevo solo un leggero mal di gola, mai avuto febbre, mai perso nessun gusto e a un certo punto non dormivo più e non avevo più fame. Là abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. L'intuizione del medico di base, la corsa del 118 verso l'ospedale di Schiavonia, la vita di Graziano Ruzza che cambia in un attimo. Arrivato qua, una lastra, pronto soccorso, polmonite bilaterale, casco e dopodiché non c'erano miglioramenti, terapia intensiva, 18 giorni. Giro per lavoro, quindi probabilmente non so dove sono stato contagiato. Insomma, tutto. Ha contagiato qualcuno dei suoi familiari? No, nessuno, fortunatamente nessuno. Nonostante abbiamo vissuto assieme fino allo giorno del ricovero. Lei ha qualche ricordo della terapia intensiva? Sì, si sogna molto, si sogna, fai dei bei sogni quello che vorresti avere avuto nella vita o vorresti avere nella vita e ci sono anche dei periodi di incubo dove vogliono tagliarti le braccia, vogliono farti del male. Quindi questi sono i ricordi. Dopo un ricordo più bello quando mi sono svegliato, che mi hanno svegliato, insomma, che l'infermiera mi ha chiesto se so dove sono, ho detto sì, dovrei essere all'ospedale visto quello che ho intorno. E dopo l'uscita della terapia intensiva c'erano tutti i medici, tutti gli infermieri, il dottor Baratto che avevano gli occhi rossi e applaudivano. Non era un applauso di egoismo, forse era un applauso perché erano tra le poche persone che erano riusciti a salvare. Il 50enne si sente un graziato e rivolge a tutti un invito. Sono una persona che ha avuto la sfortuna di ammalarsi e la fortuna di essere guarito. Non voglio insegnare niente a nessuno, però ascoltate quelli che vi dicono, specialmente i medici che per quello che sono riusciti a capire dicono di evitare certe situazioni. E domani, ad un anno esatto dall'inizio dell'incubo Covid in Veneto, su Antenna 3 a partire dalle 21:15 andrà in onda L'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est che ripercorre i 12 mesi che hanno cambiato la vita di tutti.
L'anno che ha sconvolto il mondo, l'Italia e il Veneto. Un anno da quel messaggio arrivato al governatore Zaia nel tardo pomeriggio di venerdì 21 febbraio 2020, mentre si trovava nei nostri studi. Il messaggio che cambiava tutto. Ci sono i primi 2 contagiati a Vo. È iniziato così l'incubo Covid in Veneto e da quel 21 febbraio Media Nord-Est è stata in prima linea, giorno dopo giorno, senza sosta, per raccogliere voci, testimonianze e informazioni. Servizi, interviste, inchieste e viaggi nelle realtà di un mondo capovolto. L'anno del virus è il racconto di questo lavoro costante, di una rivoluzione che ci ha cambiati per sempre. 12 mesi di paura, sofferenza, dolore, rabbia, speranza, illusione, vite cambiate, vite stravolte. 12 mesi di nuove sensazioni e nuove parole. Di DPCM, droplet, indice R con T, autocertificazioni, DAD. Dalla Vo blindata al lockdown totale alle città spettrali, dai nonni vittime del virus all'estate del liberi tutti, dalle zone rosse a quelle arancioni e gialle, dalle serrande chiuse agli assembramenti, dagli arcobaleni di andrà tutto bene all'odio negazionista, dalla trincea quotidiana dei medici negli ospedali alla guerra al virus da parte della sanità veneta, i tamponi, le terapie intensive, la battaglia per i vaccini. In mezzo le voci e i volti, le parole e le immagini, veneti provati e piegati, ma mai sconfitti dal mostro invisibile. Al via la campagna di vaccinazioni del mondo della scuola. Nel padiglione numero 6 della Fiera di Padova per la prima volta è stato utilizzato il vaccino di AstraZeneca. Un esercito di 20.000 insegnanti in tutta la provincia di Padova, fra gli aventi diritto alla vaccinazioni, 16.000 operatori fra insegnanti e personale, altri 4.000 provenienti dalle strutture private. Primo sabato di vaccinazione con 6 linee vaccinali al padiglione sesto della Fiera di Padova, operativo dalle 8.30 alle 13.30 e riservato oggi al personale nidi e scuola d'infanzia. Sono persone tutte prenotate, per cui abbiamo 300 persone prenotate oggi. Le vaccinazioni riprenderanno sabato prossimo, mentre dal 1 marzo si sta organizzando sedute vaccinali anche nelle sedi periferiche, Cittadella, Monselice ed altro, dove in questo momento si stanno vaccinando gli anziani. Questo è il vaccino AstraZeneca, che è un vaccino nuovo che appunto con il suo arrivo è stato detto di utilizzare per gli insegnanti. Allora com'è andata? Molto bene, grazie. Io sono cuoco di una scuola e ho accettato molto volentieri di fare questo vaccino, perché secondo me è giusto, dovrebbero farlo tutti. Devo dire che è stato emozionante, mi sento un po' una privilegiata in questo momento ad avere la fortuna di essermi vaccinata. E a proposito di scuola, nuove materie al biennio, intelligenza artificiale, classi meno numerose alle superiori. È la proposta veneta sulla scuola al ministro Bianchi. Il primo incontro c'è già stato lunedì. Tutto il settore del digitale, dell'economia verde e dell'energia richiederanno moltissimi lavoratori in più, tante competenze. Lo ha detto anche Draghi, circa da qui al 2023 3 milioni di tecnici, il nostro paese avrà bisogno di 3 milioni di tecnici in più. La scuola deve fare un lavoro rapidissimo, ne è convinta la dirigente Carmela Palumbo, che ha già avuto un primo colloquio lunedì scorso con il ministro Patrizio Bianchi. Ascolto e condivisione, ma anche proposte concrete messe sul tavolo, tra queste, ecco, quelle del Veneto. Nel primo biennio di tutte le scuole superiori bisogna ormai introdurre e rendere obbligatoria una nuova materia informatica, ICT, cioè Information and Communication Technology, intelligenza artificiale, e anche il Big Data. E poi ridurre il numero di studenti per classe, soprattutto per la scuola superiore, massimo 24 alunni nelle classi iniziali, tanto per cominciare. La lotta alla dispersione scolastica parte anche dalla personalizzazione dei percorsi, dalla possibilità di garantire per ogni studente il raggiungimento di una qualifica entro i 17 anni. Per farlo, spiega Palumbo, servono classi meno numerose. Nell'immediato la dirigente della scuola veneta auspica che l'attuale sistema con DAD al 50% possa essere garantito fino a fine anno, mentre sembra escludere che il calendario scolastico possa essere modificato. Oggi il ministro Bianchi ha parlato di scuola fino a giugno solo per le elementari. Più che prolungare l'anno scolastico inteso come giorni di lezione vera e propria, bisogna puntare su progettualità delle scuole e casomai cercare di anticipare la partenza dell'anno scolastico a settembre. L'1 settembre veramente tutti in classe.
C'è una notizia di cronaca che arriva da Eraclea, dove c'è stato un incidente mortale, un pedone di 58 anni è stato investito. Inizialmente l'autore dell'investimento, un 25enne, era fuggito, poi è tornato spontaneamente sul luogo. Questo è accaduto alle 17, rilievi sono ancora in corso da parte dell'aliquota radiomobile della compagnia di San Donà di Piave, con l'ausilio di altri equipaggi, naturalmente, per regolare la viabilità. Ulteriori aggiornamenti poi nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Si è spento nella notte il sindaco di Carmignano di Brenta, Alessandro Bolis, aveva 43 anni. Il cuore guidava le sue scelte a servizio dei cittadini, lo ricordano così i suoi colleghi amministratori. Se n'è andato nella notte Alessandro Bolis, sindaco di Carmignano di Brenta, a vincerlo quella malattia che fieramente e con coraggio ha combattuto. Aveva 43 anni, una moglie che con sé porterà il suo cuore, un figlio di 5 anni. La politica e il servizio ai cittadini la sua grande passione. Assessore ai servizi sociali dal 2004 a Carmignano di Brenta, poi vice sindaco. Dal 2014 era sindaco del comune, rieletto nel maggio 2019 con grande consenso. Dal novembre 2019 era anche vicepresidente di ANCI Veneto, sindaco tra i sindaci, amato dai cittadini, stimato dai colleghi. Gravissima perdita di un amico, un sindaco e anche il mio vicepresidente in ANCI, però una persona appassionata, preparata, un padre di famiglia davvero generoso e sempre attento a quelle che erano le esigenze della sua comunità e dell'associazione che insieme rappresentavamo. Quindi davvero voglio stringermi con un abbraccio virtuale da parte di tutti i sindaci attorno alla famiglia, alla moglie Marta, al figlio. La vera caratteristica che contraddistingueva Alessandro e che deve essere faro per tutti noi che facciamo pubblica amministrazione è quella di metterci il cuore nelle nostre scelte, il cuore verso i nostri cittadini, il cuore verso le istituzioni locali. Lunedì e martedì proclamato il lutto cittadino a Carmignano di Brenta. I funerali di Alessandro Bolis si terranno martedì mattina alle 10 nella chiesa di Carmignano, trasmessi in diretta Facebook sulla pagina del comune. Lunedì sarà il Palazzo Municipale a ospitare la Camera Ardente, che resterà aperta dalle 10:30 alle 21:30. E oggi l'ultimo saluto nella Basilica di Santa Giustina a Padova a Giuseppe Basso, amato direttore della clinica di oncoematologia pediatrica dell'ospedale padovano e presidente dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza. Una città si è stretta attorno alla famiglia e alla comunità medico-scientifica di cui faceva parte il dottor Giuseppe Basso. Una cerimonia funebre officiata dal parroco di Santa Giustina, don Federico Lauretta, assieme a monsignor Giuseppe Brusegan e a don Dante Carraro, direttore del QAM. Un'omelia incentrata sul fare verso i minimi e la speranza, perché era la speranza, è stato sottolineato, che il dottor Basso sapeva regalare con il suo operato e quel sorriso per tutti. Una persona di un'intelligenza, un'umanità straordinaria, e manca a tutti. Ci lascia il dolore che non c'è più, però lascia un gruppo di persone che continuano la sua opera, che continuano a portare la scienza alla cura dei più deboli. Una chiesa riempita nei posti disponibili anche fuori, con la città rappresentata dall'assessore Diego Bonavina, le istituzioni con il prefetto, i numerosi genitori grati al luminare che tante vite ha salvato e ancora i ricordi dei colleghi. Persona di visione, l'uomo ironico, un uomo che sapeva volare alto in ogni occasione, un mentore e un collaboratore, un uomo di scienza ma un uomo di profonda umanità. Voltiamo pagina, prosegue il percorso di avvicinamento della torre in vetro di Murano e acciaio realizzata dal noto scultore veneziano Giorgio Bortoli, che presto dovrebbe spiccare il volo per New York. In America hanno già preparato il basamento pronto ad accogliere la grande torre di luce in acciaio e vetro di Murano che, non appena la pandemia lo consentirà, dovrebbe sbarcare a New York per suggellare il gemellaggio tra le due città
Venezia e appunto New York. Dovrebbe trovare spazio al Meucci Garibaldi Museum, che è la storia poi italiana. L'opera rappresenta praticamente 1902, crollava il campanile di San Marco, in fase di ricostruzione a New York facevano il campanile di San Marco, Metropolitan Life Tower nel centro di Manhattan, alto 200 metri, esattamente il doppio del campanile di San Marco. Molti sono i significati ricorrenti, tra questi anche l'inserimento di alcuni frammenti di mattoni del vecchio campanile crollato a San Marco. Io ho fuso le due sculture e le ho messe insieme, il grande contiene il piccolo, il vetro di Murano è il campanile di San Marco di 6 metri, 500 circa formelle di vetro in Murano, e il grande in acciaio inox è il Metropolitan Life Tower di New York. I mattoni sono contenuti anche in questa grandiosa opera, dei pezzettini, dei frammenti tagliati ed inseriti dentro, quindi andranno a New York. Ora l'opera si trova ad Aviano. Il campanile di San Marco contenuto nel Metropolitan Life Tower di New York l'abbiamo portato ad Aviano, è stato portato ad Aviano. Questa scultura se la ricordano tutti perché è stata esposta in Canal Grande, in Biennale, all'aeroporto Marco Polo, dappertutto. È andata ad Aviano proprio nel finale del 2020, ad Aviano perché c'è la base più grande italiana, forse europea, degli americani. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Benvenuti al meteo. Sempre alta pressione sul nostro paese, ecco che al nord-est prevale un tempo stabile, ma sarà una domenica con ben poco sole. Vediamo insieme il dettaglio del 21 febbraio. Sul Veneto, come spesso accade, le ore mattutine saranno segnate da nubi basse e nebbie talvolta fitte e localmente persistenti anche nel corso del pomeriggio, anche se non si escludono delle parentesi più soleggiate in pianura, ma soprattutto sui rilievi dove il sole sarà maggiormente presente. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 2 e 7 gradi, valori massimi invece tra i 9 e i 12 all'incirca. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia, lo scenario sarà lo stesso, prevale una certa nuvolosità al pomeriggio, sui rilievi invece avremo più spazi di sereno. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime invece sui 10-12 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, precipitazioni assenti, anzi qui il sole sarà prevalente ovunque con un cielo che si presenterà al massimo velato. Temperature minime intorno a 0-3 gradi, massime invece sugli 8-10 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.